Wembley Stadium è lo stadio della nazionale inglese nato nel 1923 e rifatto completamente nel 2003. Il nuovo impianto è stato completato nel 2007 con la spesa da primato di 757 milioni di sterline, circa 918 milioni di euro. Lo stadio di Wembley è stato studiato come un unico grande catino capace di ospitare 90.000 spettatori, tutti con posto a sedere, secondo stadio per capienza in tutta Europa dopo il Camp Nou di Barcellona. Brendan Rodgers has left Liverpool. Brendan Rodgers is no longer the Liverpool. Nonostante sia stato concepito principalmente per il calcio, il rugby ed i concerti musicali, il nuovo Wembley è in grado di ospitare anche manifestazioni internazionali di atletica leggera. A rappresentare il nuovo Wembley in tutto il mondo è indubbiamente l'arco d'acciaio costruito sopra la North Stand, la tribuna principale. Alto 133 metri e lungo 315, ha modificato sensibilmente la skyline di Londra, ma la sua funzione non è solo estetica, deve sorreggere infatti la copertura dello stadio. Un altro dei simboli del vecchio Wembley, il palco reale, è stato ricostruito in posizione identica in mezzo alla sopracitata tribuna principale.
Fin dal suo completamento, lo Stadio Nazionale di Londra ospita annualmente partite di Federation Association Cup, League Cup e del Community Shield, mentre tra il 2001 ed il 2006 queste partite furono giocate al Millennium Stadium di Cardiff. Lo stadio è stato sede della finale di Champions League nel 2010, 2011 e nel 2012-2013 ed ha ospitato anche alcuni incontri del torneo di calcio dei giochi della 30ª Olimpiade. Ospiterà inoltre 3 partite di primo turno e le fasi finali del campionato europeo di calcio nel 2020. A partire dalla stagione di Premier League 2016-2017 l'impianto ha ospitato le gare europee interne del Tottenham, mentre durante la stagione 2017-2018 il club londinese lo occuperà per le gare di tutta la stagione in occasione dei lavori di ristrutturazione di White Hart Lane Stadium.